Motori rombanti, le luci dei fanali, i colori delle auto, l'atmosfera romantica di Prato della Valle che sembra tornare al passato. La magia delle 1000 miglia torna dopo 9 anni a Padova. 400 equipaggi, 29 nazioni presenti, 77 veicoli, vetture che hanno gareggiato in gare di velocità tra il 1927 e il 1957. Padova ha dato di tutto e di più a 1000 miglia, al motorismo. Eravamo gli anni ruggenti, i primi anni 20, 30, 40 del secolo scorso, eravamo i primi della classe a livello internazionale sicuramente. 1000 miglia lo dimostra. E ne è la prova che dal 1927 al 1957, quando era la vera 1000 miglia gara di velocità, non è mai mancata per Padova. Oltre alle auto storiche, in piazza Insurrezione hanno sfilato anche le Ferrari, tanti i padovani che hanno ammirato il loro passaggio, tra di loro anche il governatore del Veneto, Alberto Stefani. Una città che è stata capitale di motori ma che oggi celebra una manifestazione straordinaria, la 1000 miglia, che garantisce anche un grande senso di comunità e oggi è un orgoglio alla fine di tanti appuntamenti a Palazzo Balbi essere qui per qualche minuto insieme a tanti padovani per questa meravigliosa tappa della 1000 miglia. Tra i volti noti alla guida delle auto, l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, il campione di motociclismo Loris Capirossi e lo chef Carlo Cracco. Porta davvero grande lustro a tutto il territorio della provincia di Padova con questo percorso che si snoda davvero negli angoli più belli e più suggestivi della nostra provincia, che farà tappa nella magnificenza della città di Padova, nella meravigliosa cornice di Prato della Valle, che ci porta davvero tanto orgoglio, tanta soddisfazione. La 1000 miglia nel 2027 compirà 100 anni e la speranza che Padova possa essere protagonista della storica edizione. Il Presidente Raggi me l'ha promesso, per cui spero mantenga la promessa che venga fatta. È una bella cosa, per Padova è una cosa molto bella, a me piace molto, devo dirti, su tutti gli aspetti. Poi vedremo 400 macchine storiche, ce n'è una di fronte alla piazza di Morossutti che ha fatto le 1000 miglia, ha esattamente la mia età, 74 anni, pensa, è giovanissima. Questa mattina, alla partenza della seconda tappa da Prato della Valle, le auto si sono dirette verso le terme e i colli.